Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola è un co, la parola marca. La marca, la se per niantri, la marcatura de una ditta, no? De che marca se to macchina, de che marca se e to braghe. Quelli che si chiama anche firma in altre lingue, in realtà volendo anche in Veneto. Firma, cosa vuol dire firma? Firma vuol dire viene a significare fermo, quindi firmare, no? Fermare. Boh. Sisiare, bloccare, segnare. Marca che ha lo stesso significato. Marca, che abbiamo visto anche la sua parola marco, è il marco come peso, il marco come in realtà anche confine. La parola marca, quando utilizziamo un co modernamente la parola la marca, noi altri pensiamo subito, pensando al territorio veneto, a Treviso. Treviso, la marca. In realtà, tutto il territorio veneto sta la marca. Anzi, Piche de Treviso, la marca la sera de Verona. La marca de Verona, anche detto marchesato de Verona, difatti, storicamente, la sera una parte del Sacro Romano Impero. Vi lo faccio vedere qua. Qua siamo grosso modo prima dell'anno mie e vedi che alcuni territori, che sono i ducati, qua si studia, queste robe si studia anche sui manuali de scuola, solo che non si dà il giusto peso. Per esempio, è il ducato de Baviera perché era un territorio interno al sistema imperiale. Invece, quei dei confini tendeva a chiamarsi Marca, donca che se Marca del Nord, Marca Orientale, questo qua si da la cronistoria, e la Marca de Verona o Marchesato de Verona. Intorno all'anno mie uno cerca come se l'Italia, che se qua a nord-est, che se è il Marchesato de Verona. In rosso cosa che se invece, che se è il Ducatus Venetus che faceva parte diciamo, formalmente dell'impero bizantino, dunque con capitale Bisanzio e Costantinopoli, ma appunto che se era Francappa, che sa da 300 anni, che era i duci, i dogi, i dosi, anzi, in Veneto. Perfetto. E ora la Marca la si ha anche appunto il territorio veneto. Dante, in Del De Vulgari Eloquenzia, del 1303-1305, che non lo mia finito, ma insomma lo lavorare su che anni là, e descrive quei che secondo lui usano le lingue che cata in Italia. Secondo lui è 14 alla fine. Una di queste qua, la se quella della Marchia Trevisiana cum Venetis. Cosa volevo dire? Che parlù che è una lingua che la corrisponde, non stiamo a i confini esatti, ma indicativamente, alla Marca de Treviso, l'usene mie trasento, esase Treviso più importante per seguito del fatto che gli Eseini che aveva, diciamo, dato do teste che aveva spartito la Marca, feudatario dell'imperatore, che aveva dividesto la Marca in due aree di influenza, che Treviso progressivamente, che aveva cominciato a fare più importanza, ora aveva cominciato a chiamarsi la Marca del Treviso, ma la era tutta sostanzialmente. O poi anche ai comuni, vabbè, comunque, ma a livello proprio del referente, la Marchia Trevisiana era tutto il territorio dell'entroterra Veneto, potremmo dire praticamente fino a Trieste, cum Venetis, donca con la Venetia, e che era il dogado in realtà completo, mica la città di Venezia ma il dogado. E ora vedi che il termine marca che con gli altri dovremo per Treviso, in realtà il pol voler definire tutto il territorio veneto, diciamo, di terraferma. Non per un termine di geografia, ma per un termine poetico, perché questi qua, appunto, era la marca in tal senso di territorio che marcava il confine, donca un territorio che aveva un confine esterno rispetto al Sacro Romano Impero. Questo territorio veneto qua era uno dei territori, in questo caso qua potremmo dire l'unico, che era spartito tra due imperi, tra l'impero di Bisanzio e l'impero sacro romano germanico. Abbiamo capito che ora quando diciamo i trevisani si qui della Marca, in realtà anche i visentini si della Marca e anche i veronesi si della Marca, va bene? Dopo, mi è venuto questo dubbio, non mi ha catana soluzione ancora, aiutami se avevi qualche indicazione in P. Tante volte i veneti si definì marcheschi. Sicuramente l'elemento principale può essere quello di Marco come San Marco, i marcheschi perché si rifà a San Marco, ma non so che magari che sia un elemento di memoria
geopolitica territoriale che i marcheschi e quei che abitava la Marca. Può essere anche questa roba qua, non che ne ho una soluzione, non ho mai visto neanche nessuno che si abbia fatto il problema, facciamoci insieme che insieme catteremo probabilmente una soluzione. La ricerca e la storia è anche queste robe qua. E vedi che la lingua e la storia le si assiste tra di loro perché una parla che altra. La nostra maratona veneta anche per ancora ha fatto, abbiamo fatto l'episodio 69 che ne manca 31 e niente se vediamo domani con la nostra maratona veneta.